tutti questi appuntamenti parliamo di visione, parliamo di futuro, e se devo pensare a cosa è successo negli ultimi 20 anni sul turismo, ecco, se c'è una persona che sta lasciando un segno, un tratto sul turismo, in qualche modo è la persona che vedete qui a fianco a me. La legge sul turismo dell'anno scorso e le azioni che sta facendo quest'anno con il piano strategico, di cui ci dirà qualcosa fra poco, la creazione della DMO, tanto sofferta ma che pensiamo di poter portare in porto, la costituzione della Commissione Permanente sul Turismo, insomma tutte cose di cui abbiamo parlato per anni e non siamo mai riusciti a vedere la fine. Credo che quest'anno forse invece siamo molto vicini a qualcosa di concreto, per cui davvero grazie e ti lascio la parola, Barbara. Giuro che non gli ho neanche offerto un caffè per quello che ha detto. Intanto grazie, caspita, è sempre interessante venire per vedere l'attenzione che c'è, il che significa che quando si parla in modo serio, preciso, puntuale di turismo, c'è voglia di capire come continuare ad andare avanti e come continuare a pensare ad una Sardegna che ha voglia di sollevare la sua asticella, che ha voglia di ragionare sulla qualità della propria proposta prima ancora che dei mercati, perché i mercati ce li andiamo a prendere quando sappiamo chi vogliamo andare a prendere e quando abbiamo chiaro bene chi siamo, cosa vogliamo e che cosa vogliamo immettere sul mercato. È un discorso che parte da lontano, diceva bene chi mi ha preceduto, ho ascoltato con grande attenzione anche se l'ultimo pezzo, anche perché credo che quest'anno, il 2018, sia un anno importante per la Sardegna, è un anno di transizione incredibile. Se non ci fermiamo oggi, io credo che la stagione dell'anno prossimo e quelle a venire non siano così rosee come immaginiamo. Dette da un assessore al turismo che dovrebbe adesso far vedere, plaudere ai risultati e ai numeri, dice questa è matta. No, ce lo possiamo anche dire, qui siamo tutti operatori, qui non c'è nessuno che è qui per caso. Ognuno di noi ha ben in mente quello che è il suo budget, ha ben in mente quello che è stata la sintesi di questo anno, ce lo possiamo dire, che è un anno di chiaroscuro. C'è chi, se continuiamo a guardare le presenze, l'abbiamo detto tante volte, queste non crescono, abbiamo gli stranieri che per la prima volta superano gli italiani, questo è un bel dato, significa che quel segmento maturo che è il balneare ci sta iniziando a dire oh guarda che da solo non basto più, iniziami a irrorare delle altre esperienze, delle altre cose da fare e probabilmente se ti sposti o prima o dopo riesci a trovare delle soluzioni. Questo è un po' il messaggio. Per 5 anni abbiamo spinto sul prezzo, pensando di essere diventati improvvisamente i più belli dell'universo. Non è così. Non è così. Se noi non facciamo un ragionamento di qualità vera, dove a quelle aspettative di quel prezzo abbiamo, quando arrivano, la conferma della promessa di vendita che noi abbiamo fatto. Il problema reputazionale non è un caso, non ne parliamo mai di reputazione. Io segnalo questo, vado un po' a random, poi richiudo. Quest'anno molti sindaci hanno chiuso le loro spiagge, il che significa che il tema mare è una risorsa finita, non è una risorsa infinita, quindi ci impone di lavorare sui numeri, meglio 100 che pagano un sacco di soldi che 1000 che ne pagano meno. L'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo detto anche qua. Sappiamo che loro non sono sufficienti, ecco che allora piano strategico, il turismo attivo. Abbiamo visto in queste 2 giornate, lo vedremo, che parlare di turismo attivo significa aprire altri mondi, non uno. Ognuno con le proprie regole, con le proprie competenze, con le proprie professionalità, con i propri mercati. Tutti insieme fanno una nuova esperienza di Sardegna, bene, che peraltro non è nuova, esiste da anni, no? Se penso al Selvaggio Blu, se penso al lavoro che viene svolto nelle nostre aree marine, che viene svolto all'interno della Barbaggia e via a seguire. E allora perché nel 2018 stiamo ancora a parlarne? Perché io me lo chiedo. Cioè abbiamo esperienze pluriennali, importanti, di eccellenza, ci conosciuti nel mondo. Boh, sì,
Bene, da quanti? Poi non ho una corrispondenza numerica o reddituale di chi viene qua. È sempre solo un problema di trasporto e di costo? No. No. La domanda è sempre la stessa, viene prima il prodotto o viene prima il mercato? Qui lo chiedo a Joseph, no? Viene prima il chi siamo e il come ci proponiamo o viene prima chi ci sta cercando? Di fatto in questo anno è un microfono terribile, non è avete no. Stiamo provando a lavorare su un paio di direttrici, una sicuramente sui prodotti. E dobbiamo fare uno sforzo importante perché noi abbiamo un limite infrastrutturale serio che non è dato dai collegamenti aerei, contrariamente a quello che si pensa. È dato dal fatto che noi, la nostra vocazione turistica in questo momento nasce e vive sulle coste, con le strutture alberghiere che sono lì, che noi dobbiamo supportare per continuare ad aumentare la loro redditività. Poi decidiamo se deve essere soltanto in termini di presenze, magari spalmate su più tempo, o anche tenendo la stessa stagionalità, incrementando il prezzo e la qualità offerta. Ma questo è un limite importante laddove noi ci vogliamo spingere su altri segmenti. Perché? Perché parliamo di numerosità. Perché mantenere una struttura aperta di 200 camere a novembre è un costo. E se è facile avere un tasso di occupazione al 90% ad agosto, perché sono lì, meno facile è averla a novembre. Ha voglia di aerei se poi io lì non ho nulla da fare, non ho nulla da vendere. E questa è un po' la sfida, no? che noi stiamo mettendo in campo oggi col programma della Call to Action. Quando ci siamo seduti con Lucio e con gli uffici, vedo qui tutto il servizio e ringrazio per il lavoro che sta facendo, dal dottor Piso, Letizia, Renato Tomasi, ognuno si è preso un pezzetto di questi turismi di cui stiamo parlando. Abbiamo provato a declinare con un obiettivo fondamentale, che era quello di metterci insieme, di provare a definire ruoli, responsabilità, per arrivare ad una proposta però, a una proposta riconosciuta, riconoscibile. Credo che questa sia la sfida oggi, seria, che noi stiamo provando a fare, e la stiamo provando a fare tutti insieme, altrimenti oggi questa numerosità in questa sala o negli appuntamenti precedenti non ci sarebbe stata. Ognuno di noi sta cercando in quale tassello di un mosaico che stiamo provando a disegnare ci si deve mettere. Non per prendere, per dare. Lo dicevo stamattina a Nuoro, nel turismo si dà, non si prende. Perché di fatto la nostra offerta è frutto di una filiera lunghissima. Ha voglia un albergo tenere aperto a novembre, se il piccolo commercio è chiuso, se non riesco a comprare nulla, se non riesco a fare nulla, se gli attrattori culturali sono chiusi, se non c'è nessuno che mi accompagna. Non può essere solo la responsabilità di un albergo se non riesco ad allungare la stagione. Perché se lui ha già capito che ha bisogno di allargare la sua apertura, dall'altra ha bisogno di essere sostenuto da altro. Ed è un po' il senso e l'obiettivo di quello che stiamo facendo, e con Joseph, che ringrazio, abbiamo provato a delineare nel piano strategico. Certamente sono segmenti che non portano per sé presi singolarmente numeri esagerati. È vero però che aiutano a raccontare un'idea di Sardegna, perché tutto questo non è casuale. La valorizzazione del turismo attivo, del turismo culturale, dell'enogastronomico, non è che nascono per caso perché non sappiamo che cosa dire. Voi direte, ne parlano tutte le regioni. Sicuramente, anzi a dire il vero, allarghiamoci anche nel ragionamento, penso che siano gli ingredienti che ogni paese in questo momento che si sta mettendo in gioco sta mettendo quali asset strategici per cambiare le sorti, per incrementare quelle che sono le sue presenze, la redditività, insomma quello che volete, l'indicatore che volete utilizzare. Però noi abbiamo un'esclusiva molto chiara, che abbiamo una capacità di riconoscibilità per essere un'isola all'interno del Mediterraneo che altri non hanno, e una originalità storica e culturale che non è ripetibile, che è replicabile. Su
questo bisogna lavorare, perché qui siamo ancora alla fase dell'accademia, la consapevolezza di quello che abbiamo. Bene. È prodotto? No. La sfida sta qua. Poi se parlo di turismo attivo non posso esimermi da assumermi la responsabilità e parlare della formazione, parlare delle guide, perché sappiamo che c'è un problema, quindi nascondercelo non serve, almeno non fa parte della mia cultura. I problemi ci sono, vanno detti, non dobbiamo dirci che siamo tutti belli e bravi. In questo momento sulle guide c'è un problema di carattere, come voi sapete, nazionale, stiamo aspettando, si è avvocato a livello nazionale tutta la disciplina, stavamo aspettando che si approvassero delle linee guida, delle direttive che col cambio di governo sono state in questo momento sospese. Nel tavolo degli assessori regionali insieme al Ministro le stiamo rimettendo in piedi. E anche qui ci vuole una riflessione di carattere generale molto serio, perché le guide sono determinanti in termini di competenze e professionalità in un accompagnamento, siano esse guide turistiche, guide ambientali escursionistiche, c'è poi il tema delle guide alpine. Io non credo nelle soluzioni e nelle mezze soluzioni, non ci credo, perché ci giriamo attorno per anni e poi ci imbattiamo in quelle che sono le normative che dicono abbiamo sbagliato strada. Dobbiamo fare un ragionamento diverso, puntuale, capire che cosa possiamo fare, in un contesto, attenzione, che non è di protezionismo feudale, viviamo in un mondo aperto e con questo noi dobbiamo fare i conti, e questo vale per le guide, ma vale anche in altri settori e in altri ambiti. È il piccolo commercio che dice sì alle chiusure domenicali così vendo di più, ma c'è l'online, non è che se mi chiudono gli altri non succede nulla nel mondo e si ferma il mondo del commercio. Ragioniamo sulla qualità della proposta che noi abbiamo e sulla competenza, sulla professionalità, sul modo di promuovere, di dire chi siamo e qual è la nostra conoscenza del territorio che altri non hanno. Lo so che sembrano parole, che poi servono i patentini, che servono i riconoscimenti, che c'è una lotta all'abusivismo importante. È anche vero però che noi il tema dell'abusivismo ce l'abbiamo nelle guide, ce l'abbiamo nell'extraalberghiero, ce l'abbiamo sull'occupazione di suolo pubblico, sulle affissioni. Torniamo al tema del controllo. Io penso che invece sia parto dal contrario, perché se ragiono solo sul controllo penso a uno Stato militarizzato, un vigile urbano per ognuno di noi, perché tanto qualche cosa che non facciamo correttamente ce l'ha ognuno di noi. Penso invece a un processo culturale di cambiamento molto serio che noi dobbiamo attivare per essere riconosciuti come una regione che offre esperienze di vacanze, di viaggio, di fruizione del proprio paesaggio in modo eccezionale, che nessun altro è in grado di farlo nello stesso modo. Questo è poi il senso della strategia che stiamo disegnando, che, attenzione, dà responsabilità a tutti, proprio perché poi alla fine nei ruoli l'amministrazione regionale cosa fa? L'assessore al turismo ben poco, prende quello che fanno gli altri, i lavori infrastrutturali sulle ciclovie, 44 itinerari, 30 milioni di euro, sembrano un sogno, di fatto lo vedremo tra qui a 10 anni. Ce lo dobbiamo dire. Però c'è un disegno, c'è una traiettoria. Perché da qui a 10 anni? Qualche pezzo lo vediamo subito, perché infrastrutturare 44 itinerari di ciclovie significa spendere 30 milioni, significa fare capitolati, gare, giudicare. Il dottor Pisu che laggiù mi dice più o meno che i tempi realistici per fare opere di questo genere sono così lunghi. Abbiamo approvato la settimana scorsa la rete escursionistica. Intanto ringrazio Forestas, non so se l'avete sentito stamattina o lo sentirete domani. Lì è stato interessante tutto il ragionamento che è stato fatto nei tavoli di lavoro, perché si sono sovrapposte esigenze diverse, no? La segnaletica del cammino religioso che si doveva innestare nell'itinerario, e allora l'esigenza di Forestas e della forestale di salvaguardare l'albero, di non tracciarlo, cioè veramente delle complessità tecniche che dici vabbè, no, alla fine non la vediamo mai. Poi
quando tu inizi a infrastrutturare un ragionamento, arrivare alla definizione di un prodotto, significa che ognuno di noi deve lasciare per strada qualcosa, non esiste l'optimum per definizione. Siamo sempre frutto di un compromesso che ci definisce però quella che è l'asticella e quello che deve essere il nostro obiettivo. A me piace pensare che il concetto di sostenibilità ce l'abbiamo tutti in tasca, e se qui oggi parliamo di turismo attivo lo do per scontato, che il tema dell'ambiente e del paesaggio sia la nostra risorsa più importante, risorsa che va messa a valore, il che significa che culturalmente stiamo passando da un momento dove il paesaggio era soltanto da tutelare, oggi il paesaggio è anche da vivere, sempre in una logica di sostenibilità evidentemente. E allora il compromesso tra la necessità e l'esigenza di conservare questa nostra risorsa, che è una risorsa scarsa, per consegnarla alle generazioni future, ma anche quella di metterla a valore, quindi mettendoci sopra delle professionalità, non può accontentare tutti. C'è un pezzo. Mi è stato detto, nella rete escursionistica manca la parte dei bivacchi, manca la parte dei pernottamenti. Lo so bene che manca. Scientemente la colpa è mia, che l'ho fatta togliere. E mi spiego anche perché. Perché non sono arrivati ancora i tempi maturi per capire che cosa significa bivaccare nel Supramonte, chi lo può fare, quando e come, se non in condizioni al momento di emergenza. Quel punto di compromesso serio, consapevole, di capire come possiamo vivere, parlo del Supramonte per semplificare, e inventarci delle altre soluzioni di pernottamento. Non era ancora pronta, era una forzatura che io ho detto facciamo una riflessione ad hoc su questo, lo farà chi verrà dopo di me, non lo so, però non potevamo pensare di dare il via ad una colonizzazione, l'ho chiamata così, una colonizzazione notturna del Supramonte o di che altro, tanto in solo un giorno, mi fermo qui, mi fermo là. Non era chiaro a me, io lo dico con grande onestà intellettuale, non è il mio mestiere, anzi non sono neanche un grande camminatore, ahimè, e volevo capire quali erano le criticità che derivavano dal permettere una cosa di questo genere. Per cui il dibattito magari non lo facciamo qua, però è aperto, perché dobbiamo trovare una soluzione di compromesso anche lì, tenendo presente l'intorno, il ricettivo circostante alberghiero, extraalberghiero. Insomma, non guardiamo mai il nostro ombelico, percepiamoci sempre come pezzo di una destinazione più ampia che offre delle attività in un certo modo. Vado a concludere perché altrimenti vi potrei annoiare, insomma, poi rimango qua se ci sono delle domande, sono a disposizione. Io credo che quando all'inizio ho detto che questo era un anno di transizione, significa che noi davvero non abbiamo altro tempo. Non dico per portare il nostro PIL del turismo dal 6,7 al 10, all'11, al 12, non credo che possa arrivare molto più in alto, anche perché, parliamoci chiaro, 2/3 delle nostre famiglie vivono di stipendi pubblici. Non è una critica, è un dato. È un dato. Abbiamo un'età anagrafica di un certo tipo, per cui i margini per incrementare il nostro PIL ci sono importanti, però dobbiamo capire, a me basterebbe 9 mesi di piena stagionalità, cambiando, non necessariamente pensando che debbano essere gli alberghi sulla costa che devono sempre rimanere aperti 9 mesi, non è necessario, se noi riusciamo a garantire loro quella redditività che gli consente di allargare il più possibile, ma con quegli standard di qualità, con quel tipo di esperienza dell'intorno che loro sono in grado di offrirci. Mi piace pensare che alle nuove stagionalità si aggancia anche un nuovo modo, un nuovo ricettivo, si agganciano nuove figure professionali, si agganciano nuove modalità. C'è poi il tema della comunicazione, della promozione, di come siamo percepiti, quello è un altro mondo. Ne stavamo parlando, ne parliamo in questi giorni a Nuoro, una sorta di bizzarra sovrapposizione di cui mi scuso, ma molte volte le cose capitano anche così, frutto di una disattenzione del momento, invece sarebbe stato opportuno e giusto non accavallarle, ma farle andare in sequenza. Lo dico perché lo sento, quindi come vedete non è necessario
far finta di nulla, è meglio dirselo, perché poi almeno le cose si capiscono. A volte capitano esattamente così come ve le sto raccontando. Quindi il tema va da chiudere, la sfida è importante. Noi, devo dire la verità, un ringraziamento ai 3 aeroporti, ci stiamo mettendo alle Camere di Commercio, ad Union Camere. In questi mesi stiamo facendo dei progetti articolati lungo l'Europa, andiamo a presentare la destinazione, li portiamo qui, riportiamo gli operatori di là. Ecco, mi piacerebbe pensare che l'anno prossimo ad una programmazione di fiere, di attività di promozione, di comunicazione della destinazione, che vede in questo momento per il 90% la presenza di albergatori e di consorzi di albergatori, inizia a vedere la presenza di altre figure professionali. Oggi il turismo non è più solo albergo. E allora probabilmente, se stiamo lavorando per singoli segmenti, sul congressuale che ha la sua logica, il crocierismo che ha la sua logica, turismo attivo, sicuramente qua segmentato, così come stiamo vedendo in questi 2 giorni, per subtematismo, nell'ambito di questo cappello più grande, ognuno con le proprie dignità, ma con le proprie regole di mercato, con le proprie capacità di attrarre, con le proprie criticità, perché possiamo anche decidere che non possiamo spingere su tutto. Con Joseph abbiamo fatto una barella, ha fatto lui, quindi la responsabilità è sua, io mi sollevo da questa, ha dato delle priorità. Io credo che un approccio serio di destinazione ci obblighi a darci delle priorità. Tutto e subito significa non fare nulla. Noi abbiamo un'esigenza, supportare il balneare, farlo crescere in quell'ottica di qualità che ci consente di non avere come competitor la Tunisia o l'Egitto, perché lì falliamo. Falliamo perché loro hanno costi più bassi per i costi del personale, per un'imposizione fiscale più bassa, per miliardi di motivi. Quindi da un lato questo, dall'altro ragionare su una nuova percezione di noi, perché peraltro abbiamo, però non l'abbiamo mai messa insieme per essere riconosciuta e farla diventare un prodotto vero. Grazie e buonanotte a tutti. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.